target raggiunto, ovviamente con tutte le complessità che una rivoluzione di questo genere determina. Quindi su Udine lo presentiamo oggi, faremo le altre 2 aziende nel corso della settimana. Il percorso della sanità territoriale è un titolo che si è portato avanti per anni e oggi diventa realtà. Presentati i dati di attivazione delle case di comunità dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, obiettivo raggiunto nel rispetto delle scadenze imposte dal PNRR, il modello organizzativo della Casa della Comunità si concretizza attraverso un investimento complessivo di 40 milioni di euro. Di questa cifra 16 milioni derivano dai fondi PNRR, mentre la Regione Friuli Venezia Giulia ha cofinanziato con quasi 24 milioni gli interventi edili e impiantistici e l'acquisto di attrezzature biomediche, informatiche e arredi. I prossimi passaggi, gli enti locali, i sindaci, sicuramente il terzo settore, tutti coloro che vorranno rendersi disponibili per alfabetizzare i percorsi delle persone. La rete delle case di comunità si articola capillarmente, coprendo i nodi di Udine, Tarvisio, Tolmezzo, Gemona del Friuli, Tarcento, San Daniele del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Palmanova, Cervignano del Friuli e Latisana. Il buon funzionamento delle case di comunità permette di rispondere alla carenza di medici di medicina generale. La medicina generale è sicuramente uno dei pilastri di questa vicenda, nella quale abbiamo visto nel corso di questi mesi molti provvedimenti venire avanti, fermarsi. Insomma, io considero la medicina generale, le cure primarie, sono le cure primarie che oggi determinano secondo me buona parte anche della inappropriatezza che abbiamo davanti a noi, che è il vero nemico da sconfiggere. All'interno delle case comunità abbiamo medici che non sono solamente medici di medicina generale, che in questo momento iniziano ad entrare all'interno del sistema case comunità e vengono accompagnati però anche da medici di ditte esterne. La nostra intenzione è quella di iniziare a sostituire queste coprogettazioni piano piano con i medici di medicina generale, dapprima con i medici di medicina generale, il medico di famiglia, così anche gli utenti capiscono, che sono impegnati con un debito orario nei confronti appunto dell'azienda e poi successivamente anche con gli altri.